di quella che noi ci aspettiamo essere probabilmente l'afflusso di traffico più importante di sempre di questa rete autostradale. Dico questo perché noi il 20 giugno abbiamo avuto il record di transiti sulla rete autostradale, 202.000 transiti, mai registrato prima. Quindi siamo rimasti anche molto colpiti da questo dato. Dopo 20 giorni abbiamo superato il record di 20 giorni prima, che era già il record storico. Quindi siamo in una fase di continua crescita, di continuo quindi incremento dell'afflusso del traffico sulla nostra rete. Siamo consapevoli che questa fiducia che riceviamo dall'utenza è una fiducia che va ripagata con uno sforzo organizzativo ulteriore in vista dell'esodo quindi estivo e di questo afflusso massiccio sulla nostra rete. Abbiamo deciso di incrementare di 70 persone il team che si occuperà di supportare l'utenza. Avremo 300 persone complessivamente che saranno quindi impegnate nelle attività di supporto all'utenza in vista dell'esodo estivo. Dei dettagli vi parlerà il nostro direttore operation Davide Sartelli. Io ora sono anche tenuto a ringraziare, ma con grandissimo piacere, il comandante, il dirigente del compartimento della Polizia Stradale del Friuli, il dirigente Guglielmo Toscano, il dirigente della sezione Polizia Stradale di Trieste, il comandante Romiti, l'ispettore Filippucci, che è invece il comandante della sezione di Palmanova, la dottoressa Gangemi, che è il commissario capo della sezione dell'autostrada di Udine. Consentitemi però anche un ringraziamento all'Istituto Marinoni di Udine. Con l'Istituto Marinoni di Udine abbiamo avviato una collaborazione particolarmente fruttuosa. Grazie agli studenti che vedete qui al tavolo con noi, Nicola Gareba, Caterina Dell'Arti e Alicia Luni, coordinati dalla preside Alberta Pettoello, siamo riusciti ad ottenere uno spot di altissimo impatto sui temi della sicurezza, e consentitemi anche di dire che è stata la dimostrazione che oggi ai giovani probabilmente dobbiamo dare un po' di fiducia in più. Degli under 20, come sono i ragazzi del Marinoni, ci hanno dato una lezione di stile e di contenuti e probabilmente noterete anche voi toccante, come soltanto dei giovani, come delle vere sensibilità riescono a dare. Quindi grazie ai ragazzi del Marinoni, grazie alla preside Pettoello e grazie naturalmente alla Polstrada, che è la colonna della sicurezza stradale della nostra rete. Lascio la parola a Davide che vi indicherà i dettagli. Naturalmente qui presenti vedete i dirigenti di Autostrada Adriatico, il vicepresidente Bembo, il vicepresidente del Consiglio d'amministrazione Bembo, il consigliere Grattoni. Siamo quindi tutti impegnati in questa importante sfida e pensiamo di aver dato un impulso importante anche per assicurare i massimi risultati possibili su questo tema. Prego Davide. Buongiorno a tutti, siamo ormai all'inizio dell'esodo. In realtà l'esodo è già iniziato a giugno e luglio, però è evidente che adesso c'è quello più pregnante. Vado oltre. Questo è quello che succederà. Il calendario, iniziamo già da questo venerdì. Sabato sarà bollino nero il 2 di agosto, il 9 di agosto ci sarà una pausa con traffico intenso, ma sicuramente meno di queste giornate, per poi ritornare al 23 e al 30, ma sarà il controesodo. Sapete che la nostra è un'autostrada caratterizzata proprio dall'afflusso di persone che viaggiano e arrivano da nord-est, da sud-est, da est Europa, e quindi si incontrano tutti al nodo di Palmanova. Ecco, quindi questo è quello che sarà la nostra previsione di traffico, considerando che anche a settembre ci saranno ancora dei piccoli esodi, almeno per le prime 2 settimane.
Questo è l'andamento del traffico che abbiamo dall'inizio dell'anno. Come vedete c'è un trend d'aumento e continua, e quindi abbiamo già visto un aumento di traffico anche, non solo nel traffico diciamo quello tradizionale, ma anche in quello che c'è durante l'esodo e che è già iniziato da giugno, ma direi anche negli ultimi di maggio. Scusa Davide, un dato che non vi ho riportato è che il 2024 è stato l'anno record come transiti per la nostra rete autostradale, abbiamo 52 milioni di transiti, quindi il numero più alto che mai abbia avuto questa rete. I dati del primo semestre 2025 dicono che il 2025 è destinato a battere il 2024 perché abbiamo un più 4% rispetto all'andamento di giugno 2025. Grazie. Ecco, questa è la situazione dell'incidentalità. Poi dopo ci sarà anche una spiegazione perché è in calo, ma come vedete abbiamo in calo il numero di incidenti, ma interessante è il tasso di incidentalità, perché il numero di incidenti è in calo ma il traffico è in aumento, quindi il dato proprio da guardare è quello del tasso di incidentalità. Rimangono in linea quelli che coinvolgono incidenti pesanti con i mezzi pesanti, però il tasso globale di incidentalità è in calo. E anche le code sono in calo. Abbiamo voluto proprio portare quello che erano le ore di coda fino allo scorso weekend